Buongiorno, ben ritrovati con Focus TG. Subito alla cronaca, andiamo a Selvazzano dove ieri c'è stata un'aggressione violenta. Un barista è stato pestato da 2 clienti. I carabinieri di Sermeola sono intervenuti a Tencarola in piazza Vittorio Emanuele presso il bar alla Piazza. Il titolare del bar, un cittadino cinese di 27 anni residente a Padova, è stato aggredito per futili motivi da 2 moldavi, un 42enne e un 32enne. I 2 lo hanno picchiato, il barista è caduto a terra battendo la testa ed è stato ricoverato in area rossa in prognosi riservata all'ospedale di Padova. Si trova in gravi condizioni. Il 32enne moldavo è stato tratto in arresto per resistenza pubblica ufficiale e lesioni aggravate, mentre il 42enne si dava alla fuga. Le indagini sono in corso. Adesso andiamo a Padova dove c'è stata ancora tensione in piazza Garibaldi. Sono arrivate 5 volanti della polizia. In diretta Chiara Gaiani. Direttore, buongiorno ai telespettatori. Vedete alle mie spalle, nelle immagini del collega Federico Cibotto, le vetrine del fast food ancora danneggiate da quanto era accaduto sabato 4 gennaio. Sabato scorso la cosa poteva ripetersi e sono infatti intorno alle 18:30 partite una serie di telefonate di richiesta d'aiuto alle forze dell'ordine da parte degli avventori del fast food che venivano molestati da una banda di circa 30 ragazzi, probabilmente gli stessi di sabato scorso. Come ricorderete, il 4 di gennaio un 20enne romeno è stato fermato e denunciato per aver preso proprio a picconate con il piede di porco la vetrina del fast food. Dovrà anche ripagare i danni. Sabato questo che cosa è successo? Sono arrivate immediatamente 5 volanti della polizia che hanno disperso i ragazzi e quindi si è evitato insomma che si arrivasse al peggio. Una situazione di grande tensione. Per chi conosce Padova, di fatto piazza Garibaldi è pieno centro storico. Noi abbiamo provato anche con il collega a cercare di capire dai negozianti. Lunedì molti sono chiusi, ma anche all'interno di alcuni bar, se volessero raccontarci che cosa accadeva. C'è tantissima paura di ritorsioni, che vengano prese di mira le vetrate. Nel frattempo vedete sta passando anche una volante della polizia in questa zona, che è comunque una zona molto controllata della città. Ti dicevo, direttore, c'è tantissima paura da parte delle persone che non vogliono neppure parlare. Di sicuro però c'è questa banda che soprattutto nei fine settimana agisce con la forza del gruppo. Le immagini riprese il 4 gennaio da loro stessi e poi diffuse nei social lasciano poco spazio alle interpretazioni. Una vicenda che continueremo ovviamente a seguire. Direttore, ringrazio per la collaborazione tecnica Federico Cibotto. La linea può tornare allo studio. Grazie. Oggi in regia Mattia Pizzai e Alberto Pivetta. Grazie a Chiara Gaiani e a Federico Cibotto. E adesso diamo ovviamente la notizia della morte dell'82enne fotografo molto legato alla Marca Trevigiana, in particolare al gruppo Benetton, Oliviero Toscani, un personaggio molto controverso e molto così, di cui si è parlato bene e male, perché ricorderete, tra le altre cose, aveva dato degli ubriaconi ai veneti. Oggi i social sono lastricati di messaggi favorevoli, contrari, che dicono aveva offeso i veneti, ma era un grande fotografo. Vediamo il servizio di Nicola Zanetti. Il nostro amatissimo Oliviero ha intrapreso il suo prossimo viaggio. Il messaggio di prima mattina sulla sua pagina Facebook ufficiale. La famiglia annuncia la morte di Oliviero Toscani. 82 anni, il celebre fotografo milanese che aveva fatto della provocazione uno stile è scomparso all'ospedale di Cecina, dove era ricoverato da venerdì dopo l'aggravarsi delle sue già precarie condizioni di salute. Da 1 anno e mezzo soffriva infatti di amiloidosi, una malattia rara che lo aveva debilitato profondamente e che aveva raccontato a fatica in questi mesi. Tra i primi messaggi di cordoglio, quelli della famiglia Benetton, alla quale Toscani ha legato indissolubilmente il suo nome, con le campagne pubblicitarie forti e controcorrenti che lo fecero conoscere in tutto il mondo. Per spiegare certe cose le parole non bastano mai, ce l'hai insegnato tu. E allora preferiamo salutarti con un'immagine che hai scattato per noi tanti anni fa, nel 1989. Ciao Oliviero, continua a sognare.
Il rapporto con i Benettoni, iniziato nel 1982, terminato negli anni 2000 e ripreso tra il 2018 e il 2020, prima che la tragedia del Ponte Morandi portasse alla rottura, fu coronato anche dalla creazione di Fabrica, il Centro Internazionale per le Arti e la Ricerca della Comunicazione con sede a Villorba. Sempre al centro dell'attenzione per le sue dichiarazioni forti, crearono forti polemiche le sue parole sui veneti ubriaconi e contro la Lega e lo stesso Zaia. Ma è proprio il governatore tra i primi a mandare oggi un messaggio di cordoglio. Rendiamo onore a una persona geniale, il messaggio di Zaia, che ha legato al Veneto lunghi anni della sua attività di fotografo e comunicatore di eccezionale capacità. Con il suo lavoro, conclude il governatore, ha di fatto cambiato i criteri basilari della comunicazione, introducendo idee singolari che, creando dibattito a vari livelli, ha contribuito a fare la fortuna dei marchi per cui ha lavorato. Servizio di Nicola Zanetti, torniamo alla cronaca nera. C'è stata una rapina a mano armata al supermercato Prix di via Castellana a Treviso. 3 banditi mascherati hanno minacciato la commessa e sono scappati con i soldi. Forze dell'ordine sulle loro tracce, forse gli stessi che avevano colpito ad Altivole. Dacci i soldi. Si sono presentati in 3 armati di fucile d'assalto, passamontagna chiaro calato sui volti davanti alla cassiera del Prix di via Castellana a Treviso poco prima della chiusura del supermercato. Erano circa le 20. La minaccia "fai presto, comportati in modo normale". Senza dire nulla la donna ha consegnato tutto il denaro presente mentre uno dei 3 banditi ne cercava altro nella cassa vicina. È stato questo il movimento sospetto che ha allertato un collega della donna e che allarmato si è fatto avanti per far desistere la banda, fuggita poi a gambe levate. Attimi eterni di paura e sgomento. I 3 si sono infilati in una Panda Cross gialla guidata da un complice e sul posto, dopo l'allarme, è arrivata la volante della polizia che, sentiti i dipendenti e il direttore, si è messa sulle tracce dell'auto, trovata poi abbandonata poco distante dall'esercizio. Le ricerche hanno svelato si trattasse di un mezzo rubato in giornata nei pressi di Maserata. Nelle prossime ore sarà ascoltata anche la commessa, vittima della rapina, ancora sotto shock, per acquisire altri elementi utili a identificare la banda. I dipendenti fanno sapere però che è pronta a tornare al lavoro. Si tratta del secondo colpo a mano armata in 24 ore nella Marca, il terzo in 5 giorni. Solo di martedì l'irruzione in una tabaccheria a Piavon di Oderzo, venerdì alla CRAI di Altivole. Sui fatti indagano anche i carabinieri impegnati a cercare elementi comuni ai vari episodi. A legare i 2 assalti ai supermercati l'uso da parte dei banditi di un passamontagna chiaro, dettaglio che sembrerebbe legare i 2 eventi alla stessa banda. L'indomani dell'assalto al Prix di Treviso non si ferma il via vai dei clienti nonostante la paura. Penso che bisogna adattarsi a tutto. No, paura no, non c'è. Preoccupazione sì. Paura c'è, indubbiamente in giro, però bisogna effettivamente risolvere qualcosa. Effettivamente succede talmente tanto spesso che a quanto pare ci stiamo un po' abituando a questa cosa. La situazione è tesa, bisogna capire da entrambi i fronti cosa sta succedendo. Da un lato ovviamente ci vuole una repressione nei confronti di questi episodi. Sembra una cosa fisiologica di questa società, sembra che ci stiamo rassegnando tutti, ma non dovrebbe essere così. È da aver paura comunque, perché con le armi spianate sicuramente te ha paura. Ormai non ci facciamo neanche più caso perché è talmente giornaliera la cosa. Cosa vuoi fare? Io abito a paese e sono quasi quotidiani i furti. La gente ha paura, ma non succede niente. Sono venuti anche a me. Siamo andati a casa la sera con tutto il suo quadro. L'importante è che non ti ammazzino, ecco. La situazione sta peggiorando. Io personalmente non mi sento né tutelato né protetto. Va bene tutto. L'Italia è un popolo accogliente, meraviglioso, però ci sono i confini. Il cittadino è la base della società. Scontenti noi, l'Italia va poco bene. Poi rivedremo anche la rapina alla CRAI commessa dalla stessa banda, probabilmente. Ad Altivole mandiamo subito in diretta da Ilaria Marchiori e da Simone Merlo per la parte tecnica. A Torre di Mosdo che c'è stata una violenta aggressione a un meccanico. A te, Ilaria.
Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo qui proprio davanti all'auto-officina di proprietà di Manuel Mazarin, che appunto alcuni giorni fa è stato vittima di una rapina con aggressione. Quello che lui dice ancora, insomma, oggi è ritornato al lavoro, ma ovviamente non se la sente di rilasciare dichiarazioni, però ha ancora timore che possa accadere nuovamente. Dice: ho paura possa succedere di nuovo. Per lui 20 giorni di prognosi, è stato picchiato selvaggiamente. Per fortuna aveva detto proprio all'indomani dell'aggressione: sono ancora vivo, ma la paura è tanta. Mi hanno puntato la pistola al volto chiedendo soldi, così ho consegnato quello che potevo dare, quello che avevo in tasca. In realtà si trattava di poche centinaia di euro. Naturalmente le indagini dei carabinieri stanno andando avanti a tutto campo per trovare i responsabili. Proprio questa mattina il signor Manuel si è recato in caserma per ulteriori dettagli, per essere ascoltato nuovamente, quindi anche noi continuiamo a tenere monitorata la situazione anche attraverso appunto la collaborazione con le forze dell'ordine per cercare di capire quando e se riusciranno a trovare i responsabili. Quello che è certo è che comunque il signor Mazarin ha detto di avere ancora paura. È stata un'esperienza che l'ha segnato, nonostante sia riuscito a ritornare al lavoro, però dice: temo ancora per la mia sicurezza. Qui da Torre Rimosto è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori, a Simone Merlo, e come vi dicevo potrebbe essere stata la stessa banda di Tivoli a colpire al Prix, servizio che avevamo visto poco fa. Ricostruiamo la vicenda, vediamo. Questa è una rapina tranquilla. Quindi hanno scandito queste parole. Esatto, esattamente queste. Tanto che io pensavo: in che senso tranquilla? Ho pensato subito. Così si sono presentati due delinquenti che hanno fatto irruzione poco prima delle 7 della sera al supermercato CRAI di San Vito di Altivole, dove clienti e titolari hanno vissuto attimi tutt'altro che tranquilli, nonostante le premesse. Con loro un'arma lunga, un mitra. Alberto Malosso, titolare del market, con il padre parla di un Kalashnikov. Una volta che sono entrati, uno mi ha buttato il Kalashnikov addosso e l'altro ha saltato la cassa, sostanzialmente non è che ha fatto il giro. Comunque là mi ha intimato avevo il telefono in mano, di togliere il telefono, me l'ha lanciato via. A quel punto là di aprire la cassa, cosa che io ovviamente ho fatto. Ho aperto la cassa, lui aveva una specie di zaino, ha preso l'incasso al volo, l'ha buttato dentro. Alla fine il bottino è di 1.500 euro, ma i due non si accontentano e gli mettono pure le mani addosso. Poi mi ha intimato e detto di consegnargli il portafoglio, che non avevo. E a quel punto lui mi ha tastato il fondoschiena, mi ha tastato le tasche, ha visto che effettivamente non c'era. I banditi, travisati con un passamontagna chiaro, non si fermano nemmeno di fronte a una signora 82enne che mostra loro la borsa della spesa vuota. Nel frattempo un altro giovane presente in negozio si rifugia nel reparto gastronomia e lancia l'allarme accanto all'addetta del banco. Un'azione lunga circa 2 minuti che sembrano interminabili. Ho riconosciuto che avevano l'accento dell'est, sì, soprattutto quando verso la fine hanno detto quello che impugnava è che ha detto all'altro rapinatore, ha detto andiamo, basta, l'ha ripetuto 2 o 3 volte. Quindi la fuga a bordo di una utilitaria rossa rubata poco prima del colpo, che i carabinieri trovano già in serata. Militari che indagano a tutto campo alla ricerca di segni, impronte, immagini. Mi hanno chiesto di depositare i video di sorveglianza di casa mia, perché purtroppo qui in piazza che puntano in questo luogo non ci sono altre telecamere, insomma. L'arma usata potrebbe essere un giocattolo, ma in quei frangenti poco cambia. Non ne ho idea, perché era un bel bestione, onestamente. Ha temuto a un certo punto per la sua vita, immagino. Certo, anche perché non sapere se era vero o non era vero, se lo avessero utilizzato oppure no, in base a chissà cosa gli passava per la testa in quel momento là, un po' sì onestamente. È giusto che certe persone che delinquono così non stiano in libertà, onestamente. Ecco, tutto qua. Servizio di Christian Arboit, che poi ha intervistato anche l'82enne Ersilia Ferraiuolo, appassionata di gialli, che era presente durante la rapina, che ha mantenuto
la calma. Vediamo. Era qui e io ero qui e loro sono arrivati da qua, ha capito? E cosa fai? Aspetti e poi addirittura avevano preso la mia borsa, quella di plastica, e io ho fatto no, questa è mia, questa è mia. Ersilia Ferraiuolo, 82 anni, è la cliente che si è trovata faccia a faccia con i rapinatori del market CRAI di San Vito di Altivole. Coraggio e sangue freddo non le sono mancati. Che da shock potevo stare anche zitta, per quello non ho detto niente di male, ho detto solo mi sembrava assurdo che prendesse una borsa vuota. E pensare che Ersilia si trovava al market per acquistare una lampadina. Il suo pensiero era quello di illuminare casa proprio in funzione antiladri. Vado da Maloscio, vado a prendere la lampadina e faccio un po' di spesa. Ma avevo in mente i ladri. E questo che quando sono arrivati, guarda un po', ci pensavo e sono arrivati. Questa. Sì. Per quello sono uscita, potevo anche fare a meno del resto. Da appassionata di libri e film gialli, Ersilia riesce a trarre una lezione. Bisogna star calmi, perché posso impazzire all'improvviso, ma ripeto, sono incosciente. In quel momento io su quella cosa non ho avuto paura. A tirare un sospiro di sollievo è però la figlia di Ersilia, Barbara, vittima di una rapina nel 94 quando era cassiera al supermercato Ins di Casella d'Asolo, frammenti che restano indelebili. Sono venuti l'ultimo di Carnevale a fare una rapina a mano armata, sono arrivati in 2, sempre incappucciati, hanno fatto atterrare tutte le persone con le mani in testa per terra. Sinceramente sì, io ho avuto paura, mi sono un attimo raggelata e la paura più grande era per l'altra mia collega di lavoro perché era in gravidanza di 6 mesi, per fortuna non ha perso il bambino perché ha preso uno spavento enorme. Cambiano i tempi ma non la violenza. Ersilia, una vita da fotografa ad Asolo, vuole sdrammatizzare. Poi la cosa da ridere fa è al telefono. Parlava con i carabinieri, ha detto qui c'è una signora anziana. Io mi sono girata, ho detto dove sta sta signora anziana? Ma addosso io. E beh, insomma, non tutti sanno così reagire così, senza provare paura rispetto a situazioni del genere che provocano panico, spaventano le persone che si trovano proprio a 2 passi dai rapinatori. E c'è stato un furto nella farmacia dell'ex assessore Stefano Grigoletto a Padova, alla Guizza. Sentiamo cosa ha detto a Francesco Ratai. Siamo nella farmacia del dottor Stefano Grigoletto, farmacista alla Guizza a Padova. Molti lo conoscono nella sua veste di farmacista, molti in città lo ricordano come assessore nella giunta Bitonci, un'esperienza politica legata a una sua storia politica di molti anni. Ecco, siamo qua perché sabato mattina, nella notte tra venerdì e sabato, verso le 5 e mezza, dei ladri sono entrati nella farmacia, hanno portato via il cassetto della cassa e le monete che vengono usate per i resti. Ecco, dottor Grigoletto, è successa questa cosa, questo furto, la sua è una denuncia legata più che al furto a una questione politica, a una questione di sicurezza, a un tema di sicurezza a Padova. Beh, a parte di là del furto che è stato più i danni del fatto in sé, il tema è diverso. Si sente sempre la polemica che la sicurezza dello Stato è appaltata allo Stato da Costituzione. Sì, questa è una cosa vera. Organi di polizia giudiziaria, carabinieri, polizia, guardia di finanza dipendono ovviamente dai ministeri. Però è altresì vero che per contrastare fatti del genere ci sono dei deterrenti che un'amministrazione comunale può fare, e esempio implementare senz'altro la videosorveglianza del territorio. Siccome i fatti stanno cominciando un po' a crescere in questo periodo e soprattutto sono voglio dire spaccate, sono atti delinquenziali che dove, se si va a vedere nella stragrande maggioranza dei casi, sono più i danni che la refurtiva che riescono a prendere. Ovviamente
se c'è strumenti di indagine adeguati come le telecamere. Tra l'altro l'assessore alla mobilità e l'informatica ne ho implementato molto nella zona centrale, che non ho fatto in tempo a fare l'assessore per tutti gli anni, quindi c'era in programma di implementare questo genere di strumentazione su tutta Padova. Chiaramente potrebbe essere molto utile agli inquirenti. Ricordiamoci anche l'omicidio non più tardi di qualche anno fa della ragazza, è stata trovata poi nella diga di Noventa, mi pare. È stato determinante l'utilizzo delle telecamere in Piazza del Signoria per il riconoscimento sia facciale sia degli individui. Le tracce... Quello che dice lei. Allora, questo era l'ex assessore Stefano Grigoletto, intervistato da Francesco Rattai a Padova, ma adesso andiamo a Borso del Grappa, perché avrete visto tante volte le immagini di coloro che su biciclette e motociclette fanno evoluzioni acrobatiche in questi percorsi che si chiamano di downhill. Purtroppo ci ha rimesso la vita un parrucchiere di 50 anni in diretta, Vanessa Banzato. A te Vanessa. Sì, buongiorno a te direttore, a tutte le persone che ci stanno seguendo. Ha perso la vita Ivan Luccon, parrucchiere come hai detto tu di 50 anni che viveva con la moglie e i 3 figlioletti a Motta di Livenza. L'incidente mortale si è verificato proprio ieri, giornata domenicale, giornata che doveva essere di festa con la famiglia, e siamo a Sant'Eulalia all'interno del bike park Grappa Gravity Games, Sant'Eulalia di Borso del Grappa. Tra l'altro Luccon era un assiduo frequentatore di quest'area, come ci hanno detto fuori dai microfoni, dalle telecamere, i gestori, che sono letteralmente sotto shock, perché è la prima volta che succede un incidente talmente grave come quello che si è verificato ieri. Tra l'altro ci hanno anche riportato che Luccon era già la 4ª volta che praticava questo salto, e in effetti il salto inizia proprio là in alto. Chiedo a Renzo Rigon se riesce a inquadrare il punto. Sarebbe sceso con la sua bicicletta particolare, facendo prima questo salto per poi passare e andare su quel ponticello. Io lo chiamo così, magari in gergo tecnico avrà senz'altro un altro nome, però insomma, per capirci, quel ponticello. Da qui è sceso, ha preso la rincorsa e ha fatto un nuovo salto. È stato l'ultimo salto, perché forse a causa non so, magari potrebbe aver messo male la bicicletta, uno scatto dato in malo modo, come ci appunto ha detto anche il gestore. Deve essere successo assolutamente qualcosa, una svista piccolissima, ma che poi è costata la vita a Luccon, che è caduto. È caduto sbattendo violentemente la parte sul retro della testa, e la seconda vertebra si è rotta, e di conseguenza per lui non c'è stato nulla da fare, pare sia morto sul colpo. Tra l'altro anche i sanitari del SUEM che sono intervenuti hanno dichiarato che anche se fossero stati lì presenti proprio nel momento stesso in cui si era verificato l'incidente, non avrebbero potuto far altro che constatare il decesso di Luccon. Viene ricordato come una persona amante degli sport estremi, perché praticava questa ciclocross, ma andava anche in motocicletta, praticava surf, si arrampicava sia faceva arrampicate sia a piedi ma anche con la sua bicicletta, andava col go-kart, aveva partecipato a diverse competizioni anche con il go-kart, di conseguenza è una persona che amava il brivido, solo che l'hanno descritto anche i gestori dell'area come una persona anche esperta, una persona molto attenta, e nonostante ci sia sempre l'incognita quando si praticano questi sport. D'altro canto la conferma è proprio data dal fatto che lui fosse venuto qua con la famiglia, con la compagna e i 3 figlioletti. Adesso a Motta di Livenza ovviamente c'è il totale sconforto, così come sotto shock sono i due gestori. L'area è stata posta sotto sequestro per appunto
per omicidio colposo, un atto dovuto, e l'area, appunto aperto il fascicolo, si diceva, dalla Procura di Treviso, e quindi adesso c'è da capire come si svilupperà il tutto. Al momento non è aperta, non è praticabile, per quanto sia aperta al pubblico non è praticabile questa zona, almeno finché, hanno detto i gestori, non si riuscirà ad avere a capire qualcosa di più. I carabinieri stanno svolgendo tutte le indagini. Per il momento da Santa Eulalia, direttore, è tutto, ti ricedo la linea. Grazie molte Vanessa Panzatto e Renzo Rigon per la parte tecnica, e vediamo un altro incidente. Ha riportato traumi alla schiena un free climber di 20 anni che è caduto a Barbarano Vicentino. È ricoverato all'ospedale San Bortolo di Vicenza un ventenne bolognese caduto ieri pomeriggio durante un'arrampicata sulla falesia di Barbarano Vicentino. Il giovane, arrivato con un gruppo di amici, ha perso la presa al secondo tiro di una via, cadendo sulla cengia sottostante e sbattendo la schiena. Sul posto sono arrivati una decina di soccorritori del Soccorso Alpino di Padova, compresa un'infermiera, attivati verso le 15:30 dalla centrale del 118 di Vicenza. Raggiunta la sommità della parete è stata organizzata una calata dall'alto. Il ragazzo, ricevute le prime cure, è stato stabilizzato e imbarellato, poi fatto arrivare fino a terra, distante una quindicina di metri. La barella, trasportata a spalla dai soccorritori, è stata poi trasferita nell'ambulanza partita subito in direzione dell'ospedale. Servizio di Mirko Cavallina. Andiamo adesso in Friuli Venezia Giulia, dove c'è stata un'altra scossa di terremoto avvertita anche nel bellunese. In diretta Omar Costantini. A te, Omar. Sì, grazie direttore per la linea. Siete collegati in diretta con il Centro Ricerche Sismologiche di Udine. Ringraziamo il direttore Matteo Picozzi che ci ha raggiunto per spiegare un attimo velocemente. Chiaramente l'epicentro è in Carnia, però come giustamente ha detto il direttore si è sentita anche nel vicino Cadore, nella provincia di Belluno. Esatto, sì, buongiorno. Qua alle mie spalle potete vedere un'immagine dei risentimenti del terremoto, che fortunatamente non ha comportato danni. È stato un terremoto appunto di magnitudo 3,9 a circa 7 km di profondità, che ha avuto un risentimento di qualche decina di chilometri. Tutta la zona celeste che vedete nella mappa rappresenta un po' l'area dove la popolazione ha risentito dello scuotimento. Senta, possiamo parlare di normale attività sismica, nel senso che per noi, per lei viene detto normale, però chiaramente per la popolazione ogni volta che si avverte, no, il terremoto, purtroppo la mente ritorna sempre a quei tragici periodi tra maggio e settembre del 76. Diciamo che la zona in questione è una zona che storicamente ha avuto terremoti forti. Tra i due principali sono il terremoto del 1700 di magnitudo 5,7 e il terremoto del 1794 a pochi chilometri di distanza di magnitudo circa 6, quindi è un'area ad alta pericolosità sismica. Nel corso del monitoraggio dal 1977 in poi noi vediamo la presenza di una diffusa sismicità caratterizzata da sequenze sismiche generalmente con magnitudo principale 4, quindi la sequenza che è avvenuta in questi giorni rientra nel quadro della sismicità che noi osserviamo normalmente. Questo però non ci deve far dimenticare che appunto è un'area ad alta pericolosità dove sono possibili anche terremoti di magnitudo più forte. E voi praticamente in tempo zero, con tutte le centraline e le stazioncine posizionate in zona, avete in tempo zero quello che accade, no? Sì, esatto, noi abbiamo un sistema di rilevamento automatico, quindi i segnali sismici in tempo reale arrivano qui nel nostro centro, e un sistema automatico è in grado di rilevare il terremoto, localizzarlo e stimare la magnitudo. Dopodiché in pochissimo tempo i nostri reperibili arrivano alla postazione di lavoro e cominciano a rivedere i tempi di arrivo dei segnali delle onde P e delle onde S, che sono quelle che le persone risentono di più, per localizzare il terremoto e stimare meglio la magnitudo, e quindi fornire queste informazioni alla protezione civile, che poi produce le proprie stime di impatto del terremoto. Bene, grazie direttore per la sua cortesia, e ripasso la linea al direttore Baccialli per la prosecuzione della trasmissione. Grazie Omar Costantini, nostro inviato della redazione di Udine. E torniamo a Treviso, dove non c'è tregua per i furti che vengono messi a segno ripetutamente, quotidianamente, dai predoni dell'Est in particolare. Di nuovo
tra San Biagio e Silea. In un condominio sono stati visitati 2 appartamenti messi completamente a soqquadro, ovviamente la rabbia dei proprietari. Questa qua, però, bianca, l'hanno messa sull'angolo. Quando ho visto che cadeva, ho detto alla moglie: ferma, c'è qualcosa che non va. Poverina, lei era qua pronta e hanno col tappeto hanno girato il divano, me l'hanno messo sulla porta. Di ritorno dalla messa in ricordo dei genitori scomparsi, l'amara scoperta, la difficoltà ad aprire la porta, il timore e poi la conferma. L'appartamento di Via degli Alpini di San Biagio di Callalta era stato completamente razziato. Non quanto il danno di per sé, ma quanto quello che ho trovato. E poi mi sono trovato addirittura la porta d'entrata con il divano appoggiato per non entrare, perché loro volevano lavorare in tranquillità. Aperti tutti i cassetti della casa, dal comò agli armadi ai mobili del salotto, nessuna stanza è stata risparmiata. Un bottino consistente per i malviventi, rubati ai coniugi fedi catenine d'oro, una spilla ai gemelli, ricordo di una vecchia zia per i sacrifici fatti negli anni per la famiglia, 2 collier comprati con i soldi guadagnati e grazie ai regali del matrimonio di Franco e Maria Grazia. È casa mia. Vorrei un po' di rispetto. 53 anni che lavoro, queste cose mi fanno male. Mi sento ancora adesso un po' male. Entrati nel giardino del condominio, probabilmente scavalcando la rete che divide una fabbrica dai caseggiati. Arrivati dai campi circostanti, sui muri appena ridipinti, ancora le impronte di fango. Non il solo appartamento, quello della coppia, ad essere stato visitato. I ladri hanno provato ad entrare anche da alcuni vicini e fatto irruzione poi nell'appartamento accanto a quello dei signori, uscendo però a mani vuote. Tagliato il filo di una lampada a sensore di movimento. La paura per i coniugi per l'incolumità della loro cagnolina Diva. L'hanno strappata, l'hanno messa, magari anche la museruola, lo avranno messo chissà cosa o che gli hanno dato qualcosa, perché con poco poverina si addormenta e magari dorme e sta tranquilla per non dar fastidio, perché per aprire tutte le cassette e tirar fuori tutto vuol dire che lei stava dormendo e era tranquilla. Penso che siano stati già giorni che loro lavoravano. Già ieri sera, quando sono andato fuori, che lei mi ha seguito, erano già qua. Loro hanno visto che io sono andato a messa, lei mi ha seguito e si sono entrati. Il mio marito era a casa come la moglie del signore a fianco a casa nostra. Non abbiamo sentito niente, zero. Ho fatto sudori, sacrifici per comprarmi questi 4 muri, però trovarmi in queste condizioni. Sto male, sul serio. Davvero insostenibile questa situazione, decine di furti al giorno in tutte le province del nostro territorio. Controlli preventivi sulle strade ovviamente anche da parte dei carabinieri e vediamo non sempre riescono ad acciuffare queste bande di ladri. Vediamo. Rifiuta di sottoporsi all'alcol test nonostante fosse chiara la sua alterazione. Finisce nei guai un 29enne fermato al volante della sua auto in Viale Diaz a Bassano dai carabinieri della radiomobile. Viste le sue condizioni, i militari hanno richiesto appunto l'accertamento alcolemico che l'uomo ha rigettato. Per lui è scattata una denuncia, il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo ai fini della confisca e la sua patente di guida è stata ritirata. Sempre a Bassano, durante un controllo in un parcheggio pubblico, un 20enne del posto è stato trovato invece con alcune dosi di hashish nascoste in una tasca dei pantaloni. Per lui la segnalazione quale assuntore di stupefacente. Stesso provvedimento preso per un 19enne che si trovava come passeggero in un'auto guidata da un amico. Fermati dai carabinieri è risultato che il giovane aveva con sé qualche grammo di hashish. Il rischio di prendersi delle grosse multe, delle sanzioni molto pesanti è altissimo. Da quando è entrato in vigore il nuovo codice della strada, i ristoratori e i baristi lamentano un calo dell'alcol, però c'è sempre chi si mette alla guida quando non è affatto sobrio. E poi ci sono ancora ovviamente notizie che riguardano i maltrattamenti, in questo caso un uomo che continuava a perseguitare la sua ex che è finito dai domiciliari, è finito in carcere.
La polizia ha dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo per maltrattamenti all'ex convivente. L'indagato è stato rintracciato presso la casa dei genitori in provincia di Venezia e successivamente associato presso la casa circondariale di Santa Maria Maggiore. La vicenda nasce da un precedente procedimento penale nell'ambito del quale l'indagato era stato sottoposto a misura cautelare obbligatoria, poi aggravata dalla misura degli arresti domiciliari per atti persecutori nei confronti dell'ex compagna, non avendo accettato la fine della relazione sentimentale. L'uomo avrebbe continuato a molestare la convivente attraverso email dal contenuto intimidatorio che hanno portato la donna a querelarlo nuovamente. Al termine delle indagini, il GIP del Tribunale di Vicenza ha emesso il provvedimento di custodia cautelare in carcere. A Vicenza uomini e donne della polizia locale sono riusciti a salvare una ragazzina che in un parco pubblico aveva intenzione di togliersi la vita. Buongiorno da Vicenza, sono alla sezione del NOS insieme al responsabile, il vicecommissario Alessandro De Franciscis, per raccontare questo fatto accaduto alcuni giorni fa. Una ragazzina sedicenne di origini cinesi ha tentato un gesto estremo, ma è stato fondamentale l'intervento della polizia locale, aiutata, vicecommissario, dagli occhi delle telecamere. Sì, esatto, praticamente venerdì pomeriggio, mentre stavamo effettuando un servizio mirato al contrasto dello spaccio e dell'uso di sostanze stupefacenti proprio all'interno dei Giardini Salvi, con le telecamere abbiamo notato una ragazza di origini cinese che era in una posizione strana perché era al di là della staccionata della Roggia Seriola ed era praticamente rannicchiata ed era veramente strana come posizione, per cui ingrandendo le immagini abbiamo notato che aveva in mano una lavetta e che stava cercando di ferirsi il polso. Abbiamo capito che c'era qualcosa appunto che non andava, per cui ci siamo precipitati subito sul posto e io insieme ad una collega siamo arrivati praticamente di spalle e l'abbiamo subito presa e messa all'interno in sicurezza e tirata via la lametta dalle mani. La prima reazione della ragazza è stata quella di scoppiare a piangere. Nell'immediatezza non è stato facile perché, essendo di origine cinese, non parlava molto bene l'italiano, per cui dopo, grazie anche all'aiuto di una signora cinese che era nelle vicinanze, ci ha dato una mano a tradurre e abbiamo capito che il motivo era appunto una relazione sentimentale appena terminata. Una situazione che vede ancora fragilità di questi ragazzi. È stata importante questa rete di immediato intervento, appunto voi stavate agendo nell'ambito dell'antidroga, ma avete trovato questa situazione in un orario tra l'altro di fine pomeriggio, quindi ancora con il sole intorno alle 16:30, ma nessun altro aveva notato questo? No, diciamo che era anche difficile notarlo perché la ragazza era in una posizione che uno doveva veramente farci caso, quindi diciamo che la gente che passeggiava molto probabilmente non si è accorta di quanto stava accadendo. La nostra fortuna, ripeto, è stato anche l'aiuto degli occhi elettronici. Ecco, sottolineiamo l'importanza della rete. Voi siete qui nei pressi di Campomazzo, vicinissimi anche a Giardino Salvi dove è accaduto questo fatto, ma l'importanza della rete di controllo che può essere fatta anche dagli occhi dei cittadini. Dovessero vedere situazioni particolari o speriamo di no, tragiche, l'invito è ovviamente a chiamare. Esattamente, l'invito è sempre quello di chiamare immediatamente la centrale operativa e di cercare di non esporsi in determinate situazioni. La polizia locale c'è, è sempre presente sul territorio, anche grazie all'aiuto delle telecamere. Noi con le telecamere che abbiamo qua, che controlliamo dal distaccamento di Campomarzo, controlliamo la maggior parte delle aree calde, diciamo, ecco. In questo caso con una buona notizia, perché la ragazza è stata poi riaffidata ai familiari. Sì, ecco, è una buona notizia perché sono padre anch'io di una ragazza della stessa età della ragazza in questione e quindi l'abbiamo poi affidata ai genitori e anche al personale sanitario del SUEM che ha prestato i primi soccorsi. Allora, congratulazioni per la prontezza, per l'intervento e ci auguriamo che questa ragazza possa insomma ritrovare un po' di serenità dopo una normale, a quell'età, delusione amorosa. Con Simone Squarcina da Vicenza è tutto, a voi la linea. Grazie molte a Mirko Cavallin. E di giovani parliamo spesso non solo per la
fragilità, per il disagio che hanno vissuto durante la pandemia, ma anche per la violenza di tanti giovani e di atti di bullismo. C'è un'iniziativa di una cooperativa di Carbonera nel Trevigiano che ha deciso di guarire un paio di bulli, provando a far loro, a sottoporli al lavoro dei campi, vediamo, per 5 settimane. A me viene in mente quello che succedeva 40 anni fa con Eliano, quel progetto giovani, quando i ragazzi che combinavano casino li mandavano a lavorare con i rifiuti, li portavano a lavorare alla nettezza urbana e capivano subito come funzionano le cose. Erano questi i provvedimenti che venivano presi negli anni '80 per bulli, vandali e ragazzi fuori dalle regole. Poi la società è cambiata e con essa le nuove generazioni, con le quali oggi siamo costretti a fare i conti, che sono davvero salati guardando i fatti di cronaca che coinvolgono soprattutto bande di minorenni, ma anche in questa epoca c'è chi scommette sul ravvedimento di giovani sfrontati e violenti. Sono gli educatori della cooperativa Alternativa Ambiente di Vascon che hanno sperimentato con successo un percorso di ravvedimento di 2 giovani segnalati dalle forze dell'ordine e letteralmente consegnati alla cooperativa dal comune di Carbonera. Quest'estate abbiamo accolto per 5 settimane 2 ragazzi di 14 e 15 anni appunto del comune di Carbonera e dopo le prime resistenze appunto hanno iniziato ad impegnarsi e hanno visto attraverso il lavoro nei campi l'opportunità che gli stavano offrendo, insomma quella di cercare di imparare da chi collaborava con loro, che aveva commesso degli errori a volte molto gravi, che l'opportunità, il poter cambiare era ancora nelle loro possibilità. Fagli capire a che cosa si va incontro quando si infrangono le regole, affiancandoli ad ex detenuti o a reclusi in regime di semilibertà. Le loro testimonianze hanno creato un forte impatto sui giovani bulli, che si sono dimostrati del tutto inconsapevoli delle conseguenze legate alle loro azioni. Oltre a questo, sottolineano gli educatori, di base c'è un'inconsistenza familiare tra genitori e tra questi e la scuola, cancellando di fatto all'adolescente ogni riferimento autorevole sul quale costruire la propria crescita. I nuovi modelli diventano così i coetanei più forti, più spregiudicati e infrangere le regole diventa un esercizio di autostima personale che poi crolla quando si entra nella spirale dei giudizi e delle condanne. Per la cronaca, dopo 5 settimane i 2 minorenni hanno ripreso il ciclo degli studi lasciando il liceo per un istituto tecnico che stanno frequentando con profitto. Una bella soddisfazione per gli educatori e una ricetta da applicare anche ad altri casi del genere. E solo sperimentando che un'altra possibilità c'è, questi ragazzi possano ritornare nella retta via, ecco, diciamo così. E l'esempio di persone che in passato hanno fatto certi errori molto simili ai loro può essere molto significativo. Bel servizio di Lucio Zanato, perché vanno recuperati così, facendoli lavorare, con lavori anche socialmente utili. Vediamo 2 titoli dal Gazzettino, la notizia con cui abbiamo aperto questa edizione di Focus TG: un barista 27enne massacrato di botte da 2 uomini, è gravissimo, arrestato un 32enne, l'altro aggressore è ricercato, è successo a Selvazzano. E poi una storia triste: Massimiliano, senza lavoro né pensione, va a vivere nella sua Fiat Punto con la cagnetta Stella, poi l'incontro che cambia tutto. Ancora un caso, ancora maltrattamenti in famiglia, è stato arrestato un tunisino che durante i domiciliari vessava moglie, suocera e figli. Agli arresti domiciliari per spaccio maltrattava e vessava quasi ogni giorno la moglie, la suocera e anche i figli piccoli. È stato arrestato per maltrattamenti un 29enne tunisino. I carabinieri intervenuti in uno stabile di Rubano dopo le numerose segnalazioni dei vicini avevano trovato lo straniero in evidente stato di alterazione sul pianerottolo di casa. Il 29enne era ai domiciliari per spaccio di sostanze stupefacenti. Ubriaco e aggressivo anche con i militari, ha cercato più volte di allontanarli, ma i carabinieri sono riusciti ad entrare nell'appartamento trovando moglie e suocera e 2 figli molto scossi e provati. Ai carabinieri hanno raccontato che da tempo la donna subiva le prevaricazioni del marito, che riversava la sua aggressività verso tutta la famiglia. La procura ha così disposto il trasferimento in carcere.
Servizio di Valentina Visentina, andiamo a Tezze sul Brenta dove è partito il progetto Controlli di Vicinato. Lunedì 20 gennaio l'amministrazione di Tezze sul Brenta, in collaborazione con la polizia locale, ha organizzato un'assemblea pubblica per informare e reclutare i cittadini che vogliono aderire al progetto di controllo del vicinato. Una risposta concreta a un bisogno, quello di maggior sicurezza e appunto controllo, diventati prioritari in questi ultimi mesi. Il Consiglio Comunale nella sua interezza si è espresso a favore della istituzione di questo controllo di vicinato e quindi ci sono tutte le procedure per poterlo poi ottenere l'autorizzazione da parte della Prefettura. Dunque tutto pronto per dare il via al progetto, con l'intento di coinvolgere attivamente la cittadinanza, mantenendo sempre prioritari il ruolo delle forze dell'ordine e il senso di responsabilità dei residenti. Un incontro con tutta la cittadinanza al fine di informare la cittadinanza su quello che serve per poterlo istituire, sulla disponibilità di eventuali volontari. Il nostro territorio è stato preso di mira da queste bande di ladri, gli interventi sono stati moltissimi, i mesi di ottobre, novembre e dicembre, adesso la situazione si è tranquillizzata, se non invece qualche segnalazione di danni al patrimonio pubblico che insomma credo sia più dovuto a delle bande di ragazzini che non hanno di meglio che andare a fare danni sulla cosa pubblica che ritengono di essere di nessuno, ma che invece io, come sempre dico, è di tutti e quindi magari farebbero bene anche a pensarci. Un appello alle famiglie: controllate i vostri figli, parlateci, cercate di capire dove vanno, cosa fanno durante la giornata e soprattutto durante la notte, perché insomma qualcosa si potrebbe evitare. Una notizia dal giornale di Vicenza: a Creazzo una giovane rischia la vita, è caduta dalla bici elettrica, è rimasta incastrata tra il guardrail e una casa. La ragazza è ricoverata in gravissime condizioni a San Bortolo di Vicenza. L'incidente è accaduto domenica alle 18, ieri alle 18 vicino a Piazza Roma. È un dramma sfiorato a Castello di Godego, dove un'intera famiglia, madre, padre e 4 figli, è rimasta intossicata dal monossido di carbonio. Si sono salvati per miracolo dopo che uno dei genitori si è accorto che qualcosa non andava ed è riuscito a chiamare i soccorsi prima che il gas avvelenasse tutti. Sono stati portati all'ospedale e sono fuori pericolo. Un'intera famiglia, mamma, papà e 4 figli intossicati dal monossido di carbonio, tragedia sfiorata nella notte a Castello di Godego, presumibilmente a causa del malfunzionamento di una termocucina. L'allarme è scattato alle 2:30 quando uno dei genitori si è reso conto che qualcosa non andava, fortunatamente prima che le esalazioni potenzialmente letali sterminassero l'intera famiglia. Subito sul posto sono arrivati i vigili del fuoco ed i sanitari del 118, tratti in salvo mamma e papà ed i 4 figli. Il più piccolo ha 8 anni, gli altri 17, 20 e 22. Ad accusare i sintomi più pesanti dell'intossicazione da monossido il 17enne. Tutti sono stati trasportati all'ospedale di Castelfranco per le cure del caso. Fortunatamente, dopo alcune ore di osservazione ed ossigenoterapia, l'intera famiglia è stata dimessa. Inibito l'uso dell'abitazione fino al ripristino dei sistemi di riscaldamento e ventilazione secondo le norme vigenti. Quello della famiglia di Castello di Godego è l'ennesimo caso di fuga di monossido di quest'inverno, che sta registrando un record di intossicazioni ed interventi dei vigili del fuoco. Appena mercoledì scorso le esalazioni letali avevano ucciso a Tarso il 75enne Angelo Franceschet. A metà novembre a San Pietro di Feletto Rossana Billi, 62 anni, era stata trovata morta a letto, anch'ella uccisa dal gas killer sprigionato dalla caldaia. Ed in queste giornate di freddo intenso i vigili del fuoco rinnovano l'appello alla periodica manutenzione di impianti e canne fumarie. Relativamente agli impianti, una volta l'anno la manutenzione. Su questo non ci sono soluzioni, non ci si può, tra virgolette, sostituire a un tecnico manutentore. Quello è un affidamento che bisogna fare a una ditta specializzata che viene lì, ti fa il controllo dell'impianto e ne certifica il fatto che l'impianto funziona correttamente, così anche la canna fumaria. Ripeto, doppio beneficio della pulizia della canna fumaria, in primis il fatto che questa può essere vittima di incendio qualora non adeguatamente pulita, in secondo perché appunto può impedire ai fumi e ai gas di andare fuori e quindi di rientrare.
Una notizia dal quotidiano L'Arena di Verona. È stato salvato dal padre e dal cagnolino il 50enne scomparso ieri nella zona di Ceredo. Vediamo adesso uno studio della CGA di Mestre sul forte aumento delle bollette che purtroppo costringerà le imprese venete ad affrontare un incremento dei costi energetici senza precedenti. Le imprese venete si trovano ad affrontare un aumento delle bollette di 1,5 miliardi di euro rispetto al 2024, con un incremento del 19,3%. La spesa complessiva potrebbe raggiungere i 9,5 miliardi di euro, secondo le stime dell'ufficio studi della CGA di Mestre. Dall'aumento delle bollette, il Veneto sarebbe una delle regioni più colpite, perché registra un volume di consumi tra i più elevati d'Italia. Ma anche le conseguenze di questi rincari sarebbero altrettanto negative. Pensiamo a un'impennata dell'inflazione che costringerebbe la BCE ad alzare i tassi di interesse. Questo chiaramente andrebbe a colpire i consumi, gli investimenti e la crescita del nostro PIL. Perciò è fondamentale mettere un tetto al prezzo del gas a livello europeo e utilizzare subito e in modo efficace i fondi del PNRR. Ricordo che entro il 2026 ne dobbiamo mettere a terra altri 130 miliardi. È una cifra importantissima che, se ben investita, può ridare slancio anche al Veneto e un futuro più sereno a tutto il Paese. In Veneto, negli ultimi 18 mesi, sono stati spesi 10 miliardi di euro in aiuti pubblici per mitigare la crisi energetica che ha colpito l'Europa tra la fine del 2021 e l'inizio del 2023. Tuttavia, questi aiuti non sono più disponibili. All'aumento dei prezzi di gas ed energia si aggiunge il rischio di una spirale inflazionistica che gli esperti paragonano a una tassa ingiusta, riducendo il potere d'acquisto delle famiglie. Vediamo la politica, grandi ascolti venerdì sera perché abbiamo parlato del terzo mandato, della rivolta della Lega contro la decisione della Premier Giorgia Meloni di impedire a Zaia di ricandidarsi, bocciando la legge regionale campana che impedisce anche a Vincenzo De Luca un altro mandato. Quindi è un tema che molti sentono e molti discutono. Sentiamo anche l'ostilità nei confronti di un terzo mandato da parte di Antonio Tajani e di chi lo rappresenta sul territorio, in questo caso Fabio Chies, che è il sindaco di Conegliano. Ma io non la faccio una questione ad persona, per cui non è un blocco per una persona o per un altro, è un rispetto delle regole che oggi esistono. Ripeto, esistono anche per me, io non ho mai fatto una questione di terzo mandato per i sindaci perché ritengo che i sindaci debbano rispettare le regole come tutti coloro che hanno un ruolo pubblico. Se poi si deciderà a livello nazionale di fare altri mandati ne prenderò atto. In questo momento penso di svolgere fino all'ultimo giorno al meglio il mio mandato e poi vedrò cosa fare. 2 mandati bastano e avanzano sia per i sindaci di comuni al di sopra dei 15.000 abitanti sia per i presidenti di regione. Vale insomma per Conegliano così come per Palazzo Balbi. Fabio Chies parla nella duplice veste di primo cittadino del secondo comune più popoloso della Marca e coordinatore trevigiano di Forza Italia, terza gamba di una coalizione, quella del centrodestra, che proprio in Veneto potrebbe implodere in vista delle regionali sempre più probabili per l'autunno. La Lega infatti è tentata dalla corsa in solitaria e le parole della Premier Giorgia Meloni pronunciate in conferenza stampa giovedì sull'opzione Fratelli d'Italia da considerare per il Veneto sono state interpretate dai più come una blindatura del prossimo candidato governatore. Gli azzurri riavvolgono il nastro e tornano alla fine dell'era Galan. Ricordo che all'epoca, quando venne scelto di candidare Luca Zaia, la scelta venne fatta da Berlusconi a Roma, per cui non venne fatta sicuramente sul territorio. Oggi magari la gente dimentica, ma ricordo che anche noi di Forza Italia all'epoca, quando si decise di far passare il Veneto da una guida forzista a una guida leghista, ce ne facemmo una ragione, anche se ritenevamo magari che la scelta non fosse la più corretta per il territorio, però all'epoca la fece il nostro leader insieme agli altri leader nazionali e accettammo di buon grado la scelta. La ruota gira soprattutto in politica, sembra il concetto che si aggiunge alle parole del vice premier Antonio Tajani proprio sul terzo mandato. In democrazia è bene che chi governa per 10 anni non si trasformi in padrone assoluto, ma possa lasciare il passo a un altro della propria coalizione. La dichiarazione lapidaria del forzista, un messaggio tutt'altro che criptico.
Servizio di Christian Arboit, vi dicevo, ne abbiamo parlato venerdì sera a Focus con degli ascolti astronomici e vediamo uno degli interventi di Domenico Presti, che è il sindaco di Arcade per Fratelli d'Italia. Arriva principalmente perché per loro Luca Zaia è stata garanzia di un posto a sedere in regione, quindi vorrebbero che questa garanzia si perpetuasse. Questa è una mia opinione personale e credo che sia forse l'opinione anche di molti veneti. Poi forse la Lega ha perso un po' di vista quello che è attualmente, diciamo, il sipario che è calato anche su una certa Lega di qualche anno fa. E il fatto che abbia dei sindaci ancora bravi non vuol dire che ha lo stesso consenso una volta, perché l'elezione del sindaco ha un tipo di risvolto a livello locale, dove il sindaco è un bravo sindaco, dove lavora bene, quindi la gente torna a sceglierlo. Questo a prescindere che sia di destra o di sinistra, di Lega o Fratelli d'Italia. Quindi sicuramente comunque ancora dei bravi sindaci. Questo non vuol dire che poi si possa ripetere a livello regionale che il voto del sindaco vada a finire poi nel calderone delle regionali. Questo è un errore, secondo me è un peccato veniale che la Lega punta a fare. Il fatto di fare questa prova muscolare che non farebbe bene a nessuno, il fatto di pesarsi, come lo dicono, un conto è pesarsi nei comuni come è successo, e quindi alcuni comuni li abbiamo persi proprio per non andare assieme alle ultime amministrative. Altra cosa è perdere la guida di una regione, come quello che è appunto la regione del Veneto. Io non so quale sia oggi il personaggio che loro intendono comunque calare sul tavolo a posto di Luca Zaia, cioè per carità mi dicono quale sia, ho visto qualcosa sul giornale ma non mi pare insomma che ci siano dei personaggi. Oppure facciamo un po' alla vecchia maniera, no? Come qualcuno comunque ha fatto in passato, con la sinistra forse l'ha fatto comunque in alcuni casi, forse magari il centrodestra magari forse facciamo noi una scelta, vediamo la gente chi sceglie che venga candidato comunque in regione. Di certo questo, caro direttore, può portare a uno scollamento forte del centrodestra. Io non credo che nessuno dei leader nazionali abbia in mente questo, e penso e spero che non lo vogliono nemmeno i dirigenti della Lega regionale o quella locale. E questo era Domenico Presti a Focus, il sindaco di Arcade, ed entra in Fratelli d'Italia il sindaco di Albignasego, Filippo Giacchini, che è stato a Focus recentemente. Ad annunciarlo il presidente provinciale Enoch Soranzo, 50 anni, primo cittadino del comune della Cintura padovana al secondo mandato. Giacchini, alla guida di una lista civica di centrodestra, ha scelto di aderire al partito di Giorgia Meloni. Diversa la scelta di un altro ex sindaco di Albignasego, parliamo di Massimiliano Barison, in passato consigliere regionale di Fratelli d'Italia, tornato da settembre scorso a far parte di Forza Italia. Allora andiamo in pubblicità con i nostri registi Mattia Pizzaia e Alberto Pivetta e torniamo subito, state con noi, grazie. Torniamo sulla notizia del giorno, e cioè la morte di Oliviero Toscani, 82 anni, fotografo molto amico di Luciano Benetton, malato da tempo. Ieri la moglie aveva detto che non ci sarebbero state più speranze, era ricoverato nell'ospedale di Cecina, viveva da anni in Maremma. Vediamo come l'ANSA ha ricostruito la serie di campagne shock di Oliviero Toscani.
polemica resana per un documentario sui bambini del Donbass che vorrebbero presentare stasera nella biblioteca, ma l'ambasciatore ucraino in Italia ha scritto al sindaco e anche al presidente Zaia dicendo che si tratta di un lavoro filorusso e che quindi non va proiettato. Sentiamo cosa ci ha detto il sindaco di Resana. Mentre a Roma il presidente ucraino Volodymyr Zelensky incontrava capo di Stato e di governo italiani, l'ambasciatore in Italia Jaroslav Melnik inviava al presidente della regione Luca Zaia, il primo cittadino di Resana Stefano Bosa, una missiva in cui viene chiesto esplicitamente l'annullamento della proiezione del documentario lunedì 13 gennaio nella biblioteca del paese I bambini del Donbass, prodotto, si legge nella lettera, di propaganda del canale filorusso Russia Today. Per ora non ho elementi per revocare, perché ripeto, per noi il comune è solo una concessione di una sala a un consigliere comunale, quindi non ho ancora elementi per revocare la sala. Lo dico sinceramente, se potessi revocarla, se ho gli elementi per revocarla la revoco subito, perché il consigliere Mazzorato, come sappiamo, ha le sue idee con quel gruppetto che lo segue. Ferma la posizione del sindaco Bosa. Non vedo nulla di pericoloso rispetto a quanto mi ha detto lo stesso Mazzorato, perché effettivamente l'ho avvisato che ha la responsabilità di cosa viene detto e cosa viene fatto in quella sala, visto che sono state avvisate dalle forze dell'ordine, quindi avrà la sua responsabilità chi la presente. Ed è proprio il primo cittadino a rispondere all'ambasciatore spiegando la situazione e ribadendo la sua posizione in attesa di capire se la disponibilità della sala del centro culturale può essere revocata. È una sala utilizzata ai fini politici da parte di un gruppo politico che fa parte dell'opposizione, in questo caso l'amministrazione comunale di Resana, ma fa parte quindi del consiglio comunale di Resana. Il sindaco ovvio non può rifiutarsi di dare la stanza, dopo chi vuole partecipare parteciperà, chi no, libertà a chiunque o no. So che in passato ci sono state altre questioni che sembrano più la volontà di apparire piuttosto che una cosa di sostanza, quindi in questo caso qua io non ho commenti, non lo so. Non parteciperà? Assolutamente no. E andiamo a Bassano del Grappa, dove in quartiere Merlo spunta una seconda antenna di telefonia, per ora solo sulla carta, ma il comune dice di no. Il comune dice di no, ma il TAR nel frattempo, sentiamo Alex Giuliano. Bassano rischia di diventare la nuova terra di mezzo, con 2 antenne in quartiere Merlo, ribattezzate già le 2 torri di Viale De Gasperi. Ecco spiegato il riferimento al Signore degli Anelli, in una storia scritta stavolta non dalla penna di Tolkien, ma da quelle della ditta Inuit, del privato, il proprietario dell'area, e dell'amministrazione comunale. Ma cosa sta succedendo? Facciamo un passo indietro a dicembre 2023, quando in 448 spuntò questa antenna su un terreno privato attiguo alla rotonda di Viale De Gasperi. Apriti cielo, residenti imbufaliti, proteste, paesaggio deturpato e chi più ne ha più ne metta. La scelta allora rientrava nel cosiddetto piano antenne dell'ex sindaca Elena Pavan, che fu duramente contestata dai residenti per la mancanza di coinvolgimento e di comunicazione con i cittadini. Adesso, a un anno di distanza, le antenne in quella zona potrebbero addirittura diventare 2, a pochi passi una dall'altra, formando appunto le inquietanti 2 torri in mezzo a case, scuole e a Villa Giusti, uno dei polmoni della città. Ma stavolta il comune dice, anzi ha già detto no. Tuttavia il TAR ha accettato il ricorso presentato dalla ditta Inuit. Il comune si è opposto a tale installazione anche perché il nostro piano delle antenne non prevede l'installazione in quella zona lì, non è considerata idonea, quindi abbiamo ovviamente annullato il provvedimento. È chiaro che poi la ditta installatrice ha fatto ricorso e in questo momento noi siamo soccombenti rispetto al TAR. Dopo la sentenza del TAR, l'amministrazione comunale ha deciso di presentare appello al Consiglio di Stato per evitare, come detto, l'installazione della nuova antenna e il pregiudizio che ne deriverebbe.
È fuori discussione che dal punto di vista dell'impatto visivo sono impianti importanti, hanno altezze superiori ai 30 metri, quindi effettivamente sono un pugno nell'occhio. Il nostro regolamento prevede che in quella zona non possono essere installate antenne, andremo in Consiglio di Stato proprio per difendere anche il nostro regolamento, e perdere questa causa vorrebbe dire perdere anche i poteri di quello che sono il nostro regolamento e quindi la nostra capacità in qualche maniera di pianificare e contenere la diffusione delle stazioni radiobase. Insomma, la battaglia amministrativa per liberare la terra di mezzo dalle due torri è iniziata. La terra di mezzo a Bassano del Grappa, servizio di Alex Giuliano. Andiamo in pubblicità. L'appello per salvare la sede di Pieve del Grappa dell'alberghiero Maffioli, che arriva anche da alcuni esponenti del Consiglio regionale. Sentiamo Vanessa Banzato. Istituto Maffioli di Pieve del Grappa a rischio chiusura. Sabato prossimo, il 18 gennaio, la dirigente incontrerà i genitori per fare il punto della situazione. Da indiscrezioni pare che si stia premendo per la sua cessazione a causa delle scarse iscrizioni e della denatalità, ma dal loro canto i genitori chiedono a gran voce che l'alberghiero continui a funzionare lì dove si trova oggi, a Fietta di Paderno, perché, hanno ribadito in più occasioni anche al nostro microfono, è una risorsa per i giovani che lo frequentano e per l'intero territorio. Chiedono aiuto alla politica e in loro supporto si sono mossi i consiglieri Dem, Zanoni, Luisetto e il collega di Europa Verde Masolo. Abbiamo presentato un'interrogazione per chiedere all'assessore Mantovan di convocare un tavolo, di iniziare ad ascoltare famiglie, insegnanti, studenti dell'Istituto Maffioli. Crediamo infatti che perdere una realtà alberghiera di valore, di prestigio e preziosa per due territori, il trevigiano e il pedemontano bassanese, sia un errore grave. Si devono cercare soluzioni e questa è la fase in cui condividere e ascoltare. Chiuderla significa chiedere ai ragazzi e alle famiglie 25 chilometri in più per andare a Montebelluna o a Castelfranco. Significa smembrare classi, significa sconvolgere la vita di quei ragazzi con disabilità, 17, che vivono questa scuola come uno strumento di quotidianità e di solidità, come un punto di riferimento. Lo stesso appello degli insegnanti, 120 professori che hanno chiesto di tenere aperta la scuola, ad oggi è inascoltato. Chiediamo con questa interrogazione che si apra una fase di ascolto, che ci si fermi e si riconsiderino queste decisioni per tornare indietro e tenere aperto l'Istituto Maffioli. Le cittadinanze: sono oltre 1000 i nuovi cittadini divenuti italiani nel 2024, quasi 4000 quelli negli ultimi 4 anni, e c'è stata una cerimonia di conferimento a Vicenza per altri 18. Luisa Bertini. Tutti i figli già fatto la cittadinanza, solo io, l'ultimo. Un sorriso che corona un traguardo, quello del conferimento della cittadinanza italiana. Fatima, 2 figli nati in Marocco, 2 in Italia. Lei, come tanti, da 20 anni risiede in Italia ed era l'ultima in famiglia ad aspettare la cittadinanza. È una delle 18 storie di vita che si sono intrecciate dal Bangladesh, dalla Nigeria, dal Ghana e unite a Palazzo Trissino all'insegna di un comune denominatore: essere diventati cittadini italiani. Un trend in crescita con 3.720 nuovi cittadini italiani in 5 anni, di cui 1.006 solo lo scorso anno, le cui provenienze sono per lo più la Serbia, la Moldavia e l'Albania. 3.720 nuovi cittadini italiani negli ultimi 5 anni, 1.006 solo nel 2024, per la prima volta in quadrupla cifra. Ecco, parliamo di comunità che sono nate qui, cresciute, lavorano qui, hanno studiato qui, veramente importanti per il nostro tessuto sociale, vitale e lavorativo. E per questo motivo abbiamo voluto sempre più dare valore e risalto a questa cerimonia, che abbiamo scelto di fare qui proprio nella sala del Consiglio Comunale, perché è la sala della comunità. Ma non solo, altro tema su cui si dibatte sui banchi della politica nazionale da tempo è quello relativo alla posizione dei minori nati in Italia da genitori stranieri e residenti nel nostro territorio.
tema sul quale Vicenza ha preso una posizione con l'istituzione della cittadinanza civica. Il Comune di Vicenza si pone all'avanguardia nel campo italiano, istituendo la nuova cittadinanza civica per i minori nati in Italia e residenti a Vicenza, un passo avanti nel riconoscimento dei diritti per supplire alle carenze attuali della legislazione italiana. Il Comune di Jesolo ha approvato un progetto da 15 milioni di euro per la difesa delle coste con l'obiettivo di proteggerle dalle mareggiate future. Con i cambiamenti climatici succede di tutto, mareggiate, incendi, come stiamo vedendo purtroppo a Los Angeles. Vediamo. Il Comune di Jesolo ha dato il via libera al progetto per la difesa della linea di costa, un passo fondamentale per difendere il litorale dalle mareggiate. Nei prossimi giorni verrà dato l'affidamento dell'incarico per lo sviluppo del documento di fattibilità delle alternative progettuali. Il documento dovrà definire interventi strutturali e non, mirando a individuare obiettivi e fabbisogni, confrontare le alternative possibili e determinare la soluzione più efficace in termini di costi, benefici e impatto ambientale. L'approvazione è avvenuta tramite delibera di giunta, avviando la redazione del documento di fattibilità e stimando un investimento complessivo di almeno 15 milioni di euro. La spiaggia della Pineta di Jesolo da anni soffre il problema dell'erosione. Questa amministrazione ha scelto con forza di trovare una soluzione strutturale a questo problema, che rende di fatto questa una spiaggia di serie B rispetto al resto del territorio, costringendo anche l'amministrazione ogni anno a investire più di 500.000 euro per il ripascimento meccanico. Con queste somme abbiamo deciso di dare un incarico a un professionista che ci dovrà redigere un documento di quali sono le possibili alternative di investimento, sia gli investimenti più strutturali fisici sia quelli di ripascimento. Contiamo nella prossima primavera di avere i primi risultati e poi di poter nell'arco di un paio d'anni poter già intervenire strutturalmente sulla nostra spiaggia. Le coste, sempre più spesso martoriate dalle mareggiate, in futuro potranno essere difese in caso di maltempo grazie ai fondi che derivano dai contributi finanziari previsti dalla legge regionale numero 33 del 2002 per il rilascio delle concessioni demaniali marittime. Contiamo in tempo breve di poter utilizzare questi 15 milioni di euro ai fini di dare una risposta seria, concreta alla nostra zona est. Va ricordato che queste somme ingenti, che probabilmente un comune non avrebbe mai avuto a disposizione, sono proprio frutto di quella legge 33, spesso troppo discussa e attaccata senza essere conosciuta a fondo. Allora, di solito vediamo in questi ultimi tempi che i confini tra la realtà e la finzione diventano sempre più labili, però poi ci sono scrittori che romanzano la realtà e soprattutto descrivono fenomeni, situazioni nei loro libri in maniera avvincente, come è il caso del Mistero di Chicago, l'ultimo libro dell'avvocato Emanuele Compagno, che abbiamo qui in studio. Avvocato. Piacere, grazie buongiorno. Molte, bentornato. Grazie. L'avvocato Compagno si occupa di diritto civile, penale e amministrativo, è nato ad Ollo, quindi è veneziano, e spesso non è il primo libro che scrive, però avvocato, questo è il primo romanzo, no? Sì, Anzi, diciamo è un thriller poliziesco. Sì, esatto. Sì, è un libro che io ho scritto in realtà quando avevo 15 anni, quindi era un libro che era in cantina, cioè era rimasto nel cassetto per tantissimi anni, ben 25, e si è ispirato un po' a quello che era successo nel 1995, cioè l'omicidio Gucci, e quindi questo grande stilista conosciuto in Europa ma anche negli Stati Uniti, che aveva avuto grande successo anche lì. Infatti ambiento il libro proprio negli Stati Uniti, quasi in qualche maniera preconizzando un po' questo grande successo che lui aveva avuto. Poi è stato attratto anche un film, no? Sì, infatti. Molto dopo, un paio d'anni fa. Esatto, infatti proprio il là me l'ha dato anche questo film, no? House of Gucci, di cui io parlo anche nella premessa, è stato proprio il motivo che mi ha spinto a dire tiro fuori anch'io questo libro e lo cerco di dare alle stampe, anche se in realtà la storia è completamente diversa, quindi è pura invenzione, ma è ispirata a
quell'omicidio. Però il bello di questo libro è appunto che è rimasto per 25 anni in un cassetto, e riscoprirlo dopo così tanto tempo è stato quasi come fare un viaggio nella propria vita, ritornare a quell'età e ripormi le domande che mi ponevo quando ero adolescente, 15 anni, ma poter oggi riuscire a rispondere a quelle domande, riuscire a rispondere a quel ragazzo che si chiedeva cosa farò da grande, che cosa riuscirò a fare, mi sposerò, riuscirò a lavorare, eccetera, eccetera, e dirgli ecco, è andata a finire così, sei diventato avvocato e hai poi avuto dei figli, ti sei sposato, eccetera. Quindi è stato anche, questa è la cosa forse interessante, no? Che rende un po' unico questo libro, che rimane lì per tanti anni. È rimasto sostanzialmente identico a se stesso, non ho cambiato tante cose, però ho aggiunto la parte finale relativa al processo, e lì forse da costituire un ponte, no? Tra l'oggi, l'avvocato di oggi, e invece l'adolescente dell'epoca che non era in grado ancora di sapere come funzionano i processi, adesso invece lo sono, e quindi questo completamento del libro che arriva a distanza di così tanto tempo. Sono tanti avvocati, tanti magistrati che scrivono libri con grande successo. Lei ha in qualche modo fa riferimento a vicende che ha seguito, ad esperienze che ha fatto? Allora no, però in realtà penso che tu mi voglia chiedere della vicenda famosa che mi ha visto protagonista per una decina di giorni, quantomeno su tutte le televisioni nazionali, che è il grande caso Turetta, no? Però non c'è un riferimento a questo, anche se quel libro e quella storia che viene narrata tocca appunto il tema di un omicidio premeditato, e tocca anche un altro tema che è emerso anche poi nella vicenda Turetta, e cioè il ruolo della difesa, il ruolo dell'avvocato che difende anche una persona che si sia macchiata dei più efferati crimini. Questo proprio perché io venni accusato dai leoni da tastiera, chiamiamoli così, ma anche da una famosa giornalista o pseudo tale a livello nazionale, se non lo è più, di tante cose, no? Che mi fecero molto male, no? Ma soprattutto toccarono a livello intimo questo diritto di difesa. Poi la Camera Penale veneziana intervenne ritenendo appunto, come dire, bollando come da trogloditi certi ragionamenti. In realtà la nostra Costituzione oggi e da sempre, da quando è stata promulgata, dice che la difesa tecnica nel processo penale è assolutamente intangibile, è un diritto per tutte le persone, anche quelle macchiate di più gravi delitti. Questo lo dice anche questo libro, e quindi arriviamo anche già all'epoca forse, no, a preconizzare questa tutela del diritto fondamentale riconosciuto in tutte le convenzioni internazionali, che è il diritto di difesa, costituzionalmente garantito. Qui si aprirebbe un grande capitolo di discussione. Ecco, l'avvocato Compagno peraltro è anche giornalista. A posteriori, avendo seguito, come abbiamo seguito anche noi in diretta, addirittura il processo a Filippo Turetta, che poi è stato condannato all'ergastolo, si sarebbe ritrovato nel ruolo dell'avvocato Caruso, cioè è stato un processo, devo dire, drammatico. Come l'ha vissuta? Perché lei era stato il primo avvocato difensore come avvocato d'ufficio, e poi era subentrato un altro legale. Sì, allora ho visto il processo, e poi ognuno di noi ha il proprio modo di portare avanti la difesa. Io di processi ne ho fatti tanti, anche per questioni gravi, maltrattamenti o altre tipologie di reati. Ovviamente gli omicidi da noi in provincia di Venezia o in Righiera del Brenta, fortunatamente dalla fine della mafia del Brenta non ce ne sono praticamente più stati, ce ne sarà stato forse uno, quindi è una tipologia di reato per la quale è molto difficile potersi imbattere, soprattutto nella nostra zona. Ma allora avrei sicuramente portato avanti la difesa con convinzione, così come ho portato avanti e porto avanti la difesa di tantissimi altri casi. Avrei cercato in tutto di poter in qualche maniera trovare la giustizia del caso concreto, che non necessariamente la giustizia è sempre la soluzione, ma magari è cercare di trovare quello che compete a ciascuno di noi, no? A ciascuno il suo, famoso libro di Sciascia, però ecco, è quello che la legge ci chiede di fare. Avrei cercato comunque sì di impegnarmi nella maniera migliore per me, insomma, e per quella che è la difesa tecnica di una persona. Senta, avvocato, un altro suo libro parlava della banda Maniero, quindi da
Felice Maniero a Matteo Vanzan era il titolo, no? Sì, allora Felice Maniero a Matteo Vanzan perché Felice Maniero è stato l'antieroe della nostra zona, del veneziano, ma poi un antieroe che è diventato a livello nazionale e forse anche internazionale per i suoi legami anche con la Slovenia, eccetera, ma poi conosciuto ovunque. Era il grande organizzatore del traffico di droga, infatti il questore di Padova, Savina, quando io lo intervistai, disse che il grande demerito di Felice Maniero era proprio questo, cioè di aver organizzato il traffico di droga negli anni '80, perché un conto è che la droga arrivi così in maniera molto difficile da reperire e un conto è che venga invece portata e offerta in maniera pronta e comoda, come invece lui fece, e portando alla morte tantissime persone, non soltanto quei 17 famosi omicidi che vengano compiuti direttamente, ma anche questa organizzazione del traffico della droga anche questo contribuì alla morte di tante persone. Invece Felice Maniero e Matteo Vanzan è andato nell'onore della cronaca a livello nazionale come eroe, no? Combatteva per difendere la base Liveccio a Nassiria e fu ucciso appunto e quindi divenne il grande eroe. Come la nostra terra, la terra veneziana, è riuscita a trasformarsi da produttrice di mafiosi a produttrice di eroi, quindi abbia saputo fare questa evoluzione. Come noi abbiamo saputo come terra veneziana vincere la sfida più difficile di tutti, la sfida contro la mafia, e quindi una ricetta che forse si può trovare in questo libro, come poter fare, quale può essere il progetto per poter vincere la mafia. Io dico destino comune, cioè dico riconoscimento in comune di quei valori condivisi che portano a lavorare insieme forze dell'ordine, associazioni, parrocchie, sindaci, carabinieri, eccetera, e a creare quella nuova mentalità che poi da sola espelle il bacillo della mafia. E penso che questo sia stato anche per noi, per la Riviera del Brenta, e siamo riusciti a ottenere questo grande risultato. Avvocato, grazie molte. Ricordo nuovamente il suo ultimo libro, Emanuele Compagno, Il mistero di Chicago, un thriller poliziesco. Grazie avvocato. Grazie a voi, grazie a voi della vostra accoglienza. E chiudiamo con i saldi, vediamo come sono andati i saldi, le città, i centri storici una volta tanto sono in questi giorni affollatissimi, perché le persone cercano ovviamente di prendere delle occasioni al volo. Vediamo. Partiti da una settimana, nella Marca, a macchia di leopardo, i saldi invernali 2025 non sembrano brillare come in passato. Nel mondo del commercio c'è moderato ottimismo per un periodo che, dopo un Natale non proprio dorato, potrebbe rappresentare un buon momento per le vendite, soprattutto da chi è in cerca dell'affare nel settore moda e calzature. Di certo le molte promozioni spalmate nell'arco dell'anno hanno cambiato il volto di quella che un tempo era una delle poche occasioni per risparmiare. C'è il discorso anche dei Black Friday che probabilmente interferisce in questa cosa, quindi sì, non vedo tanto afflusso. Comunque io ho comprato approfitto sempre di qualcosa, certo. In linea di massima poi durante tutto l'anno ci sono dei momenti in cui fanno sconti, venerdì e questo e quest'altro, quindi non è che dobbiamo aspettare proprio questi giorni qui, non è un grande evento francamente. Di solito noi andiamo sui soliti negozi che andiamo sempre, e allora sappiamo che lì sono i veri sconti. Dopo altre cose vedi il prezzo che cambia e allora non è che ti fidi molto. Ma più o meno sì, si trovano sempre le stesse cose, un poco risparmio, ecco. Sì, anche per me, non credo che ci sia grande convenienza, non credo. Abbiamo talmente tante cose nell'armadio che faremo un giretto, ma non so se compreremo qualcosa sinceramente. Le svendite effettivamente, se tu ti muovi un po', noi abitiamo tra l'altro vicino all'outlet, se ti muovi un po' abbiamo comunque sempre qualche occasione. La svendita in questo momento secondo me non si sente più con l'enfasi che magari poteva essere qualche anno fa, qualche periodo fa. Certo è ancora presto per abbozzare un primo bilancio vista la durata dei saldi che in Veneto termineranno a fine febbraio. Forse più di qualcuno aspetta gli ulteriori ribassi delle prossime settimane per spendere quei 138 euro che Confcommercio Nazionale stima come spesa media a persona per i saldi. Forse si aspetta la parte più bassa, la coda finale, ecco il momento, il clou, dove si abbassano di più.
E questi erano i saldi. Comunque rimane molto vivo l'interesse per la politica, soprattutto per le prossime regionali, dovrebbero svolgersi nell'autunno del 25 di quest'anno, quindi si parla di ottobre-novembre. Molti invece propongono che vengano slittate al 2026, ma Giorgia Meloni ha detto no, si vota nel 25. Giorgia Meloni, come abbiamo detto all'inizio, ricordando la puntata di venerdì sera, a Focus ha bloccato il terzo mandato per Vincenzo De Luca e quindi di conseguenza anche per Luca Zaia e Massimiliano Fedriga, e ne parleremo anche stasera con molti ospiti: Anna Maria Bigon del Partito Democratico, Fabio Crea di Fratelli d'Italia, l'ex europarlamentare Gian Antonio D'Arè, Marzio Favero della Lega, Giancarlo Iannicelli della Lega, Guglielmo Liut di Forza Italia, Antonino Pipitone Padova Progetto Comune, Antonella Tocchetto del Partito Democratico e Alberto Villanova, che è il presidente dell'intergruppo Lega Lista Zaia. Quindi vi aspettiamo stasera alle 21:20, grazie per averci seguito e buona giornata.